Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Dunque abbiamo sentito e visto la messa solenne per Pio X. È stata una mattina di grandi emozioni che continuerà. Adesso però dicevamo, ci sono tante notizie di cronaca, fra poco ci collegheremo anche con Anna Maria Parisi. C'è stata questa mattina una marcia silenziosa e di commozione da Marghera verso la zona del Cavalcavia, verso la zona della tragedia, per rendere omaggio alle vittime, ma ci sono anche novità sulla condizione dei feriti. Il primo dei feriti dimessi, un 28enne tedesco, e poi ovviamente l'attesa ancora per gli sviluppi dell'inchiesta. Prima però c'è un'altra notizia di cronaca che riguarda un autobus. Parliamo di un pullman turistico di Mareno di Piave che era nella zona dell'autostrada A13, diretto a Urbino, una gita con 35 turisti diretti a Urbino, che è stato colpito da un sasso, a quanto pare, o un frammento insomma, di pietra grosso, che ha colpito il vetro di questo pullman con 35 persone a bordo. Fortunatamente non l'ha colpito in modo serio, ma l'autista del bus in questo caso è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, ma certamente in condizioni diverse avrebbe potuto essere una strage. A denunciare tra gli altri quanto accaduto questa mattina è stato il rappresentante RSU della FIOM, dell'Electrolux, sindacalista Augustin Breda, che abbiamo raggiunto al telefono e ci ha raccontato appunto quanto era accaduto, e poi saliremo con Chiara Gaiani proprio sul Cavalcavia, dove è successo questo terribile fatto. Lo sentiamo prima le parole di Augustin Breda. Questa mattina, un po' prima delle 7, sull'autostrada, allo svincolo che dall'autostrada porta da Venezia verso Milano e giri verso Bologna, quindi all'altezza di Padova dove si gira, hanno lanciato dei sassi su un autobus e l'hanno colpito. È stato un fatto, sassi molto grossi, è stato solo un caso che non sia successa una tragedia. Il sospetto che è saltato in mente a tutti è che abbiano tentato di colpire un autobus di quelli appunto della CGIL, che a quell'ora dal Friuli e dal Veneto stavano transitando per andare a Roma, ma casualmente hanno colpito invece un autobus che era diretto a Urbino, che nulla c'entrava con la CGIL. E niente, quando siamo arrivati alla prima area di sosta, poi abbiamo ascoltato l'autista che ha raccontato l'episodio, e la sua preoccupazione era bianco, perché ha detto se sfondava il vetro sarebbe stato una strage. Questo dunque è raccontato da Augustin Breda, e fra poco Chiara Gaiani si collegherà proprio dal cavalcavia dell'autostrada A13, il punto dove è successo. Peraltro c'è da dire che da quanto emerso dei primi rilevamenti della polizia stradale della zona appunto di Padova, autostradale, potrebbe anche non essere un sasso lanciato, potrebbe anche essere un frammento della cavalcavia, quindi è tutta una fase di indagine in questo momento per capire cosa realmente sia successo. È da stabilire peraltro se l'obiettivo fosse, come diceva Augustin Breda, davvero l'obiettivo fosse uno degli autobus diretti alla manifestazione di Roma della CGIL, o semplicemente se è stato, come spesso accade in questi casi, una bravata pericolosissima di qualche ragazzino. Non lo sappiamo, ancora è tutto da stabilire, e potrebbe appunto trattarsi anche semplicemente di un incidente. Insomma, è tutta una situazione in divenire. Il fatto è che questo autobus ha rischiato davvero grosso, questo pullman turistico, un pullman turistico di Mareno di Piave con 35 persone al suo interno. Sono riusciti invece poi a proseguire diretti a Urbino, dove era prevista la gita. Non so se abbiamo Chiara Gaiani in diretta, la vedo, eccola qui. Allora Chiara, noi abbiamo sentito in questo momento le parole di Augustin Breda. Ci puoi dare eventualmente qualche altro dettaglio, nel senso che dicevamo ci sono varie ipotesi aperte, è così?
Sì, ti confermo Nicola, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Ci troviamo esattamente sul cavalcavia da cui probabilmente o è stato lanciato il sasso o è caduto un calcinaccio. Sono queste le due ipotesi su cui sta lavorando la polizia stradale, che ha competenza su questo tratto di autostrada. Allora ve lo facciamo proprio vedere qual è il tratto di autostrada incriminato. Questa è già la A13, siamo all'altezza del casello di Padova Sud. L'autobus con i pellegrini a bordo arrivava da nord, ovvero da Treviso, aveva appena superato lo svincolo tra la A4 e la 13, si era immesso quindi nella carreggiata diretta verso Bologna, quindi diretta verso la mia destra, ovvero verso sud. Come potete vedere, il collega Cristian Roque Allende sta proprio inquadrando il cartello di Padova Sud. È avvenuto esattamente l'episodio alle 6:48, questo ci ha detto la polizia stradale. Ovviamente ci sono indagini in corso per capire che cosa sia accaduto. Avete sentito dalla testimonianza di Augustin Breda il grande spavento che è stato ovviamente vissuto da chi era all'interno del pullman coinvolto, un pullman che ha avuto appunto il parabrezza davanti completamente scheggiato. Ovviamente ci sono indagini in corso. La cosa positiva di tutta questa vicenda è che davvero nessuno si è fatto male. Noi continueremo ovviamente a provare a sentire nel corso della giornata la polizia stradale per capire se ci sono aggiornamenti su questa vicenda. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e qui siamo in comune di Albignasego, da qui ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani. Vediamole anche le immagini, le facciamo vedere le immagini di questo autobus, le immagini diciamo di questo autobus. Ci sono delle immagini che abbiamo preparato, eccola qua. Queste sono le immagini dell'autobus colpito nella parte diciamo del vetro anteriore, e adesso ci cercherà di capire, come diceva Chiara Gaiani, cosa è effettivamente successo. Resta la paura ovviamente per chi ha assistito a quanto accaduto. Allora, dovremmo collegarci adesso fra pochissimo con Anna Maria Parisi per tutti anche gli aggiornamenti sulla strage del bus di Mestre, a partire da un momento di commozione che c'è stato e di omaggio alle vittime. Questa mattina una marcia che c'è stata dalla zona di Marghera fino al cavalcavia, il punto esatto in cui è caduto il bus guidato dal trevigiano, dall'autista trevigiano che appunto è morto, è una tra le 21 vittime della tragedia. In attesa di collegarci con Anna Maria Parisi, eccola qua, la vedo. Anna Maria, a te. Allora, ci sono tante cose da dire, a partire dall'aggiornamento sui feriti, l'inchiesta e poi questa marcia. A te. Eccoci, sì Nicola, buongiorno, e a te e a tutti i nostri telespettatori. Dunque, appunto, lo ricordiamo, 21 è il bilancio delle vittime della strage del bus del 3 scorso, con i 15 feriti che da questa mattina risultano 14 i ricoverati nelle varie strutture del Veneto, perché proprio questa mattina è stato dimesso dall'ospedale di Mestre un 28enne di nazionalità tedesca, le cui condizioni già da ieri fino a questa mattina sono subito apparse migliorate ai sanitari, al punto di decidere di dimetterlo. In via di miglioramento anche le condizioni di salute del 33enne, sempre di nazionalità tedesca, ricoverato a Treviso, il papà dei due bimbi sopravvissuti alla mamma, lo ricordiamo, i due fratellini di 13 e 4 anni. Per quanto riguarda invece gli altri 14 complessivi, 14 ricoverati, le condizioni di salute sono praticamente stabilizzate rispetto a come erano ieri. Questo per quanto riguarda la questione dei feriti, con
ricordiamo la Procura, volevo fare anche un appunto, oggi è in day off, è chiusa e lunedì ci sarà un punto stampa anche con il procuratore capo della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi, e sembra che già da domani alcune delle 21 vittime potrebbero già partire verso casa, tornare in patria. Per quanto attiene invece il fronte delle indagini, restando sul tema Procura, continuano appunto le indagini, spuntano nuovi dettagli. Emerge infatti che già da tempo, addirittura da anni, sarebbe presente in Procura a Venezia un carteggio sul pessimo stato di salute del cavalcavia di Mestre, materiale acquisito dai magistrati, cioè dagli uffici giudiziari, in base alle denunce, gli articoli di giornale e alle denunce dei giornalisti che comunicavano appunto il grave stato e le criticità del manufatto, con le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici Renato Boraso, che chiedeva un intervento molto urgente sulla struttura. Renato Boraso, che noi abbiamo contattato, e ci ha detto che non gli risulta che ci fosse questo carteggio aperto in procura già dal 2021 e che comunque i cantieri dal Comune sono stati aperti, così ha ricordato, già dal 4 settembre scorso. E questa mattina, come hai accennato bene tu, Nicola, si è tenuta una marcia pacifica con la deposizione di un fiore per le 21 vittime, una marcia che si è conclusa proprio dove ci troviamo noi, qui con la deposizione di altri fiori, pupazzetti per le vittime, per i bimbi che sono morti in questo incidente, palloncini bianchi e anche per una preghiera. E allora, con le immagini di Sandro Ponchio, vediamo questo momento con le interviste raccolte al Gianfranco Bettini, consigliere comunale dei Verdi Progressista, al Vise Ferialdi, promotore dell'iniziativa dell'associazione Buongiorno Marghera, e con l'assessore del Comune di Venezia Laura Besio. E poi linea allo studio. Ecco, dai dati emersi dalla documentazione presente in procura emerge soltanto oggi che le criticità del cavalcavia erano all'attenzione appunto dei magistrati già da tempo, da diversi anni. Sì, da 3 anni pare. E questo vuol dire che bisognava intervenire per tempo, ma questo lo vedremo poi nel proseguo dell'indagine. Io eviterei polemiche attendendo i dati fattuali che emergeranno dalla indagine della Procura. Questo è il momento di una riflessione, del ricordo delle vittime sicuramente, ma anche del ragionamento su quello che è necessario fare per adeguare immediatamente questa struttura cruciale. È una struttura che non solo è molto trafficata, ma che ha anche un tipo di traffico molto particolare, in cui pesa molto il traffico pesante, quindi gli autobus, e ovviamente con la crescita del turismo, soprattutto il turismo veloce con gli autobus, il loro numero è molto aumentato in questi anni, di mezzi pesanti. E di mezzi pesanti, camion, che portano spesso materiale pericoloso che entra ed esce da Porto Marghera, materiale infiammabile, materiale chimico, e quindi la prudenza deve essere ancora maggiore di quella che ordinariamente si presta a ogni tratto stradale. Oggi l'incontro è aperto a chiunque senta il bisogno di lasciare un ricordo, di essere presente ad una tragedia. Siamo carichi di lutto, carichi di angoscia, di dolore e sofferenza. Io credo che in questo momento balsamo per il cuore siano anche iniziative che nascono dal territorio, come quella di stamattina, come quella anche che ieri nelle scuole ha visto coinvolti centinaia e centinaia di bambini e ragazzi in un minuto di silenzio. Niente di più capace di scaldare i cuori come il raccoglimento e sentirsi parte di una grande comunità. Lo è stata l'altra sera con il Patriarca al Sacro Cuore, lo è oggi anche in una semplice passeggiata e ricordo dove siamo tutti mamme, nonne, zie semplicemente.
Così dunque le voci alla marcia con i fiori in omaggio, in ricordo alle vittime. Adesso un altro brevissimo istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta, ancora la cronaca. Rieccoci in diretta alla prima edizione, ancora la cronaca, ci spostiamo dalla Marca trevigiana perché sono indagati i genitori del piccolo Jacopo, il bimbo di appena 3 mesi morto a Montebelluna. La procura ha aperto un'inchiesta e ci sarà un'autopsia per stabilire le cause del decesso. Il suo cuoricino ha cessato di battere dopo poco più di un giorno da ricovero all'ospedale Borgo Trento di Verona. Jacopo non ce l'ha fatta nonostante i disperati tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Il piccolo era stato soccorso dagli uomini del SUAM 118 la notte tra mercoledì e giovedì a San Gaetano di Montebelluna dopo la disperata chiamata dei genitori. Le condizioni del bimbo rianimato sul posto dai sanitari del servizio emergenza erano critiche. Giovedì mattina mamma e papà avevano voluto battezzare Jacopo, che era nato il 27 giugno scorso. Sulla vicenda si apre però ora un fronte giudiziario. La procura di Treviso ha infatti deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta. Il pubblico ministero Michele Premugnan ha disposto che sul corpicino del neonato venga effettuato un esame autoptico. Solo così si potranno chiarire le cause che hanno portato al decesso il piccolo di poco più di 3 mesi. Iscritti nel registro degli indagati 2 genitori. Fra le ipotesi è che il bimbo possa essere morto in seguito alla sindrome del baby shaking, ipotesi tutta da accertare. E poi c'è la morte invece del piccolo Alessandro di 11 mesi a Paese, con l'autopsia che ha rivelato come non c'è stato rigurgito e quindi tutto potrebbe far davvero pensare in questo caso a una classica purtroppo morte bianca, anche se sono già stati disposti nuovi esami clinici e gli avvocati parlano nel prossimo servizio. È ancora prematuro per poter escludere o una causa o un'altra. Bisogna attendere l'esito sia dei risultati appunto del cuore che del polmone, perché sono stati inviati per le opportune analisi. Queste le parole del legale dei genitori del piccolo Alessandro Izzi, il bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell'asilo nido Raggio di Luna a Porcellengo durante il riposino pomeridiano, dopo i primi esiti dell'autopsia eseguita ieri, che non ha rilevato segni macroscopici che spieghino il decesso del bimbo, nessun rigurgito né anomalie. Bisognerà dunque attendere l'esito degli ulteriori accertamenti disposti e che saranno eseguiti nei prossimi giorni da un'equipe del reparto di patologia vascolare della clinica universitaria di Padova. Pare che si stia affievolendo ogni ipotesi di condotta rimproverabile alle parti, alla struttura, alle operatrici. Purtroppo adesso siamo di fronte a un caso che diventa paradossalmente più difficile da spiegare, ma noi ci rimettiamo ovviamente alla scienza. Si dovranno attendere altri 90 giorni perché vengano depositate le conclusioni degli esami sul cuore e i polmoni del piccolo. Noi vogliamo la verità, non è che vogliamo dare la colpa a nessuno, vogliamo solo sapere cosa è avvenuto. In questo momento appunto l'autopsia, ripeto, è stata disposta solo ieri, sono iniziati quelli che sono gli esami e è veramente secondo me prematuro poter ritenere che sia una causa piuttosto che un'altra. I genitori hanno diritto di avere una risposta dall'autorità giudiziaria e dalla scienza e tutti noi abbiamo collaborato perché questo avvenga. La chiarezza è importante per tutti. Una verità che anche le 3 maestre indagate attendono dal giorno della tragedia. La loro disperazione è non saper dare giustificazioni alla famiglia. In questo momento non solo i genitori ma tutta la famiglia, anche penso tutta la comunità voglio sapere, perché immagino anche gli insegnanti, cioè è proprio il fatto di sapere che cosa è avvenuto. Poi quello che sarà ce lo diranno coloro che appunto sono stati incaricati nello svolgere quella che è l'autopsia, quindi tutte le analisi. A Padova adesso si presenterà in tribunale a novembre il 20enne tunisino accusato di essere il cosiddetto maniaco della stazione. Le vittime nel frattempo potrebbero salire a 9.
C'è una nonna vittima che si aggiunge alle 8 donne oggetto di pesanti attenzioni da parte di un tunisino di 20 anni, Ryan Wast, in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Tutti gli episodi nei pressi della stazione di Padova, dove lo straniero in alcuni casi avrebbe agito anche con un complice, per ora rimasto sconosciuto. Il giovane in carcere a Belluno, ma a novembre comparirà davanti al GUP del Tribunale di Padova, dopo che il PM Sergio Dini ha chiuso l'indagine contestandogli il reato di violenza sessuale su 7 donne, mentre su un'ottava l'inchiesta resta aperta. La nonna possibile vittima avrebbe riconosciuto Vasti da una foto segnaletica e agli inquirenti ha raccontato la molestia subita sempre nella zona della stazione di Padova. Lasciamo la cronaca, ci torneremo fra poco. Restiamo a Padova però. Sta facendo il giro del web il video denuncia di Emma Ruzzon. La rappresentante degli studenti dell'Università di Padova ha infatti denunciato il locale dove ha lavorato in nero. Sentiamola. Basta e ho denunciato il posto in cui lavoravo perché lavoravo in nero. Non è stato facile perché in questi giorni, mentre me ne occupavo, ho iniziato ad avere un po' di paura di non trovare un lavoro subito nell'immediato e non aver di fatto uno stipendio per un periodo indefinito di tempo. Parla con voce chiara, intervento sottotitolato condiviso sui social, Emma Ruzzon, 23 anni, studentessa, davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'800° anno accademico dell'Università di Padova, aveva pronunciato un discorso accorato, raccontando la vita degli studenti e la loro difficile condizione. Attivissima sul fronte dei diritti a partire da quello per la casa, Emma Ruzzon nel video difende la sua generazione. Spessissimo veniamo narrati come una generazione pigra, fannullona, che ha una voglia di lavorare o che non riesce a cogliere le infinite e fruttuose opportunità che la vita offre, quando nella realtà dei fatti basta farsi un giro nelle strade delle città universitarie e non solo, per rendersi conto che chi ti serve il caffè al banco, al bar, chi ti porta la pizza, chi nel silenzio sposta scatole nei magazzini, spessissimo sono giovani. Nessun fine settimana o serate con gli amici con i soldi del lavoro, continua Emma Ruzzon. Ormai per molti è impensabile riuscire a mantenersi gli studi senza dover lavorare, perché gli affitti arrivano a costare 600 euro al mese, perché i libri costano, perché i trasporti costano, perché vivere in una città universitaria costa, perché le università stesse costano e non sono realmente accessibili per tutte e per tutti. Il lavoro in nero non conviene agli studenti come lei, attacca Emma. No, io vi assicuro che non ci fa assolutamente comodo non avere idea di quanto entrerà ogni mese, perché i turni possono cambiare, potremmo lavorare di più come potremmo lavorare di meno ed essere lasciati a casa. Non ci fa comodo sapere che se ci ammaliamo rimarremo senza stipendio, o che se vogliamo permetterci il lusso di andare in vacanza con gli amici una settimana d'estate rimarremo senza un soldo per quella settimana o addirittura verremo licenziati. E sicuramente non ci fa comodo avere la certezza che non stiamo versando un mezzo contributo per il nostro futuro. Per lei un contratto in un locale di cui non fa il nome per un quinto delle ore lavorate, il resto in nero. E allora l'invito è rivolto a chi come lei si è ritrovato in questa situazione e poi alla politica. Quello che voglio provare a dire con questo video è che questo sistema è malato e che è stato normalizzato un ricatto tra l'avere dei diritti e l'avere uno stipendio. È impensabile che riusciamo a risolvere questo problema con atti singoli, da soli, però forse se come intera generazione iniziamo a dire di no e iniziamo a non accettare condizioni lavorative illegali, possiamo iniziare a risolvere questo problema. Dunque, chi può denunci. E a proposito di denunce, ma ci spostiamo da Padova a Venezia, è una denuncia che non va giù a tanti, quella che ha ricevuto il gondoliere che durante l'ultima regata storica aveva manifestato contro il moto ondoso davanti al palco delle autorità. La denuncia per oltraggio, per non aver comunicato le proprie generalità. C'è la notizia di reato per oltraggio e per non aver comunicato le generalità il giorno della regata storica nel contesto che abbiamo visto e quindi si apre evidentemente un processo penale a carico del signor Del Puppo per quei fatti del 3 di settembre. Sono circa le 10:30 quando Gianpietro Dal Puppo, il gondoliere che aveva manifestato contro il moto ondoso davanti al palco delle autorità durante l'ultima regata storica, esce dal comando della Polizia Municipale di Venezia con l'avvocato Lara Girotto. Ad accoglierlo l'applauso di un corteo di rappresentanti di associazioni e gruppi consiliari che poco prima aveva
sfilato in un silenzioso corteo di solidarietà per il Tronchetto. Quanti è di voi che quando prende il vaporetto gli viene l'onda dentro? Sempre. Quando fate per scendere il vaporetto salta per aria, quando? Sempre. E quando si cammina in fondamenta alla Giudecca, che tutti dovrebbero andare piano, le onde dove vanno? In fondamenta, ecco chi dobbiamo ringraziare. Codice alla mano, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, articolo 651, prevede l'arresto fino a un mese o un'ammenda fino a 206 euro ed è trasformabile in sanzione amministrativa di 103 euro. L'oltraggio a pubblico ufficiale, articolo 341 bis, prevede invece dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione. Se invece fosse oltraggio a corpo politico o amministrativo, come nel caso del sindaco, articolo 342, una multa da 1.000 a 5.000 euro. E cosa consisteva l'oltraggio, se posso chiedere? Non ce l'hanno neanche spiegato, perché infatti il signore ha chiesto spiegazioni, ha detto ma vorrei capire qual è l'oltraggio, hanno detto che lo troveremo agli atti, che faremo l'accesso agli atti alla procura e che lo vedremo lì. Diversi consiglieri comunali, tutti di opposizione, presenti alla manifestazione. Non riteniamo che questo sia il modo di agire e confidiamo nella magistratura, perché comunque la decisione spetta alla magistratura, e con tutti i problemi che abbiamo a Venezia, borseggiatori, scattolettisti e altre cose molto più gravi, non ci sembra che i fatti contestati al gondoliere siano tali da giustificare un decreto penale di condanna. Certo, c'è un esodo proprio biblico da parte delle forze politiche di destra o comunque della maggioranza verso Mestre e corrisponde all'esodo della politica dalla città storica alla città di terra, insomma. Ecco, quindi però ecco, il dato politico importante è che la città di terra sta soffrendo oggi gli stessi problemi che soffre e che ha sofferto la città d'acqua. L'amministrazione adesso ci sta dicendo che sta combattendo e sta provando a trovare delle soluzioni anche con l'introduzione di Onda Zero, però vediamo con le ultime scelte che hanno fatto che invece il traffico sarà ulteriormente aumentato. Il moto ondoso è uno dei tanti problemi di Venezia, un problema che riguarda tutte le province, quello del sovraffollamento delle carceri, in particolare a Vicenza. Secondo in regione solo a Venezia per il numero di aggressioni da parte dei detenuti a danno del personale di polizia penitenziaria, il carcere di Vicenza conta 11 aggressioni dall'inizio dell'anno a metà settembre e 14 manifestazioni di protesta. A Vicenza dall'inizio dell'anno ad oggi ben 11 aggressioni a danno del personale. Abbiamo una perdita giornaliera per le assenze dovute alle aggressioni del 5,5% di agenti. Situazione esplosiva quella delle carceri in generale, sintetizzata dai dati forniti dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che per il Triveneto fa i conti con una percentuale di sovraffollamento del 126% rispetto alla capienza prevista, a fronte di una generale carenza del personale, e del 141% nel carcere vicentino. Questo comporta una macchina che, voi capite benissimo, viaggia a regimi ridotti. I mezzi sono pochi, i mezzi lavorativi, gli uomini che danno forza a far girare questa macchina non riescono a farla girare, o meglio se la fanno girare con tutte le forze, con turni anche che si arrivano a 12 ore, si raggiungono quei livelli medi che non prevede l'accordo quadro nazionale. L'altro problema sicuramente è legato alla sanità penitenziaria, che oggi come oggi ha delle difficoltà ad essere svolta e ad essere tenuta nel modo corretto, per cui ci sono una grande esternalizzazione con visite mediche, quindi esterne, e chiaramente anche con grandi problemi legati ai detenuti psichiatrici. Oggi un momento di confronto organizzato dal Consiglio interregionale USP per fare il punto sulle criticità del settore e la carenza di risorse, cui hanno partecipato esponenti politici del governo, illustrando le misure messe in campo, come la nuova circolare sul trasferimento dei detenuti violenti. Le violenze in carcere devono essere combattute, e quindi noi ci stiamo muovendo perché ci sia il ritorno al rispetto delle regole e al rispetto di chi rappresenta lo Stato dentro i nostri istituti. Per questo a breve uscirà anche un provvedimento da parte di questo governo che appunto mirerà a rendere più sicure le nostre carceri all'interno e a raggiungere meglio l'obiettivo primario, che è quello della fase di rieducazione. Ultimi istanti di pubblicità, poi davvero l'ultima parte della diretta.
Rieccoci in diretta per vedere a Vicenza qual è il logo ufficiale della Dunata Nazionale degli Alpini 2024. Il cuore alpino ha già iniziato a battere. In attesa dell'invasione pacifica del 2024, intanto si compie un primo passo verso la 95esima Dunata Nazionale che si svolgerà dal 10 al 12 maggio prossimi. Oggi è stato svelato il logo, uno scudo crociato che è anche un cuore, simbolo dell'accoglienza delle penne nere vicentine. Rappresenta un po' quel che è la città di Vicenza, quindi i colori bianco-rossi, lo scudo cuore, quindi una parte dello scudo per la forza che rappresenta la città, il cuore alpino con la nappina. Quindi diciamo che questo racchiude un po' tutto. Il numero 4, che sono i 4 settori, sono i nostri 4 ossari che sono tutti raccolti con questo logo. Lo scudo cuore significa scudo, protezione, accoglienza, luogo sicuro. Cuore, disponibilità e grande generosità. Questi sono i valori degli alpini, della città di Vicenza e degli alpini in generale. Dopo l'annuncio dell'apertura dell'ex caffè Moresco, oggi parte ufficialmente il via alla lunga maratona che porterà alla 3 giorni di maggio con la presentazione del logo che accompagnerà tutti i momenti ufficiali della Dunata. E intanto la macchina organizzativa procede per pianificare l'accoglienza, gli eventi e la sicurezza. Per settimana prossima avremo la presentazione di Palazzo Folco, che sarà il quartier generale della Dunata 2024, dove verranno di fatto messe le fondamenta a tutti i progetti che sono stati finora messi su carta. Stiamo lavorando sugli alloggiamenti collettivi, la zona fiera, sulla viabilità, la mobilità interna, la sicurezza, che abbiamo già avuto 2 tavoli di confronto con la prefettura e la questura, quindi stiamo lavorando su tutti i fronti per rendere sicura la città e che sia accogliente come sarà sicuramente la città di Vicenza per gli alpini. Vicenza si sta preparando ad ospitare la grande Dunata Nazionale del 2024 e sarà un appuntamento storico per la città e per la nostra comunità. È un film di guerra, un film bellico, la pellicola che potrete vedere subito dopo il meteo è La battaglia di Rio della Plata del 1956 di Michael Powell e Emmerich Pressburger con John Gregson, Anthony Quayle, Peter Finch e Ian Hunter, una battaglia storica del 1939. Subito dopo di noi quindi il film La battaglia del Rio della Plata e adesso il meteo. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. Dominio incontrastato dell'anticiclone anche in questo weekend, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di sabato 7 ottobre. Sul Veneto tanto sole ovunque, non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature senza variazioni di rilievo, minime sugli 8-16 gradi, massime comprese tra 24 e 28 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto e stabile, con un ampio soleggiamento e con un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nuvolosità ad alta quota, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 26-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.